Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento a mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, le tematiche l'avete visto. Siamo arrivati nella parte finale e io nell'ultima parte dedico sempre all'ospite che è venuto a trovarmi, così qualche curiosità. Lei diventa sindaco di un paese di 3.300 abitanti, no? Un paesetto piccolo. Come mai ha preso questa strada di fare politica? Allora, devo dire che quando avevo 20 anni mio papà mi diceva sempre mettiti in politica che te che la lingua lunga, che poi ho fatto l'avvocato e io gli dicevo neanche morta, perché a me la politica non piace, proprio e poi sentir cosa è parlare. successo? Allora, io mi candido sindaco più che altro per necessità nel 2004, perché un gruppo di amici del paese non riuscivano a trovare un candidato sindaco e mi hanno detto candidati perché non riusciamo a trovare nessuno. Mi sono candidata, poco convinta, devo dire, poco convinta. Per fortuna ho perso per 13 voti. Faccio 5 anni. Ho già visto l'occhio che ha fatto, quei 13 voti sono rimasti qui. No, li ho sempre considerati la mia fortuna. Ah sì, però ho detto sì, sarà arrabbiata. Perché io ho fatto 5 anni di minoranza, dove nel 2008, non credo di non averlo mai raccontato a nessuno, quindi glielo dico in anteprima, gennaio 2008 si andava ad elezioni a giugno 2009. Gennaio 2008 giro per il mio paese, mi trovo nell'ambito della stessa giornata a dover parlare con 2 miei cittadini che mi dicevano, si fermano a parlare, chiacchiere, questo, a un certo punto mi dicono scusa ti devo lasciare perché sta arrivando il sindaco e non voglio vedere e non voglio che mi veda parlare con te, e se ne va. Pomeriggio trovo un'altra persona, siamo lì che chiacchieriamo, a un certo punto mi dicono devo andare via perché sta arrivando il sindaco e non voglio che mi veda parlare con te. Quel giorno mi è scattato. Il sindaco era uno giovane o era uno... No, uno navigato, aveva fatto il sindaco. Non voleva perché... No, un sindaco navigato, però... Io quel giorno mi sono detta, ma perché io devo vivere in un paese dove la gente deve aver paura di parlare o di dire che la pensa diversamente da chi governa, o deve aver paura di parlare con chi la pensa diversamente da chi governa? E quel giorno ho detto basta, io adesso comincio a creare un gruppo per ricandidarmi e nel 2009 mi ripresento. Io in quel momento ero civico, non avevo nessuna testa e ho iniziato a lavorare per costituire un gruppo. E quindi si candida e vince. 1 anno e mezzo di campagna elettorale dove riunioni tantissime. Scusi, e quel frangente lei studiava o...? Nel 2008 facevo l'avvocato. L'avvocato, quindi aveva un lavoro, perché doveva pur guadagnare per vivere, no? Facevo l'avvocato. Facevo l'avvocato. Quindi il motivo per cui faccio 1 anno e mezzo di campagna elettorale per lavorare sul gruppo. Diciamo nell'agosto del 2008 vengo avvicinata dalla Lega che mi chiede se mi voglio tesserare con loro. Mi tessero con loro, nel 2009 vado ad elezioni e stravinciamo. Poi in regione come mai? Nel 2014 ci sono le elezioni, mi ricandido e stravinco un'altra volta, e nel 2015... Perché lei, io se non erro, da quello, perché ovviamente mi sono preparato, che non pensi che non mi sia preparato, lei non era stata eletta in regione come consigliere. Nel 2014 divento sindaco. È stato Zaia a prenderla come assessore. E perché l'ha chiamato lei? Allora, io nel 2015 mi candido alle regionali perché mi chiama il segretario provinciale e mi dice abbiamo le quote rosa, abbiamo bisogno di donne, non abbiamo donne, fai da riempilista? Gli ho detto vabbè, faccio da riempilista, però gli ho detto io non è che ambivo ad andare in regione. Diventa. No, non prendo le preferenze, non vengo eletta. Dopo un mese, praticamente sabato 27 giugno, alle 8 di sera mi chiama il presidente Zaia. Io avevo parlato assieme al presidente una volta, non avevo tanta confidenza. Immagino. Sì, un po' di preoccupazione perché insomma ti chiama il presidente Zaia e lui mi dice guarda, domani mattina vieni al K3 a Treviso che ti devo parlare. La domenica mattina prendo la mia macchina, vado a Treviso e lui questa chiamata mi fa, ti devo parlare, hai immaginato di cosa? Lui mi dice devo fare la giunta e voglio parlare con te. È andata sapendo che poteva esserci, però non mi ha detto... La domenica mattina sono andata a Treviso, il presidente mi ha fatto un colloquio dove mi ha praticamente scannerizzato su quelle che erano le mie idee, quello che era il mio pensiero, eccetera, e alla fine del colloquio mi ha detto io ti voglio nella mia giunta. In questo passaggio l'ha chiamata così o qualcuno avrà suggerito il suo nome, immagino? No.
No, proprio a pelle, ha detto Il la presidente, Elisa non De so, Berti. il presidente mi ha detto che era da un po' che mi seguiva, e quindi- io ero andata anche a Piazza Pulita perché avevo fatto una protesta come sindaco, avevo chiuso il comune, insomma avevo fatto un po' di Aveva confusione. fatto un po' di casino, Avevo insomma, fatto un po' di sì, casino. nel Vede mio- che nel farsi quindi, vedere diciamo, poi succede che viene... ho sempre pensato, non gliel'ho Senta, mai chiesto e mi ha chiamato in avrebbe giunta. mai pensato di arrivare fino a qui per il momento? No, Cioè, quando ha iniziato la sua carriera politica, avrebbe mai pensato di arrivare No. vicepresidente della regione? no, no, E suo papà assolutamente. cosa le dice? Non so se adesso mi È immagino. morto l'anno scorso, è venuto a Mi spiace. mancare l'anno scorso. Però ha visto la sua carriera, cosa le diceva Era prima tanto di... orgoglioso. È stato soddisfatto, ha detto, hai visto che hai ragione, insomma, hai visto, quindi... senta, questo lavoro dedica poco tempo alla famiglia. Allora, io dedico poco tempo alla famiglia, però ho un marito tanto presente, ho un È un- marito che è è un brigadiere santo? dei carabinieri. No, più che altro, quando il presidente mi ha detto vieni al K3 che ti devo parlare, perché sto facendo la giunta, sono andata, la prima cosa È che ho un fatto carabiniere è... suo sì. marito? Sono andata da mio marito e gli ho detto non so, il presidente mi vuole parlare che deve fare la giunta, non ne ho la più pallida idea che cosa succederà, cioè se ci dovesse essere una proposta dimmi se cioè, ci siamo tutti e due, perché sicuramente per la politica il matrimonio non ce lo rimetto. E mio marito mi ha detto guarda, mi fa, se tu sei contenta ne beneficia Santo, tutta possiamo definire un santo. la famiglia, e lui è sempre stato, dopo io ho 2 gemelli, insomma quando sono diventata sindaco avevo 2 bambini di 3 anni, quindi piccoli, e abbiamo, insomma, diciamo che c'è una grande collaborazione. Immagino. Adesso per- quanti anni hanno? I ragazzi hanno 17 anni e mezzo. E ormai cosa sono dicono della uomini. mamma? Ma loro sono curiosi e orgogliosi, però li Sono tengo entrambi molto... maschi? 2 maschi. Due maschi, proprio 2 una maschi. famiglia... Diciamo che li tengo Beh, fuori dalla vita con tre politica. maschi in casa lei deve Sì, io sono in essere minoranza. proprio in Devo essere minoranza. agguerrita. È Devo essere agguerrita per poter Senta, far valere... quindi quando lei è in casa urla con No. loro? No, quando deve riprenderli un No. po', non ha mai urlato? No, urlavo con i ragazzi, con i bambini quando erano piccoli, urlavo anche perché ho un timbro di voce importante, però no, sono arrivata ad E un ai suoi certo figli punto. consiglia di fare politica anche a loro? Io ai miei figli ho sempre consigliato di fare quello che piace fare a loro, cioè io diventando sindaco ho scoperto che amministrare mi piace e mi dà tanta soddisfazione, perché comunque io al di là delle critiche, perché poi le critiche io le considero Certo, sempre quindi lo fa. costruttive, ti fanno anche crescere, però Dorme non la mi notte? per fortuna sì. Non pensa a qualche Non problema? ho dormito i primi 6 mesi, diventata assessore, per la prima volta nella mia vita non ho dormito per 6 mesi perché mi addormentavo alle 2 e mi svegliavo alle 5, anche perché i cazziatoni del presidente Zaia erano praticamente ogni 2 minuti. ogni 2 minuti. E così quindi... Ho imparato velocemente, ho dovuto imparare velocemente. La tenevano sveglia. Senta, nel suo rapporto quotidiano che lei avrà sicuramente con le varie istituzioni, c'è qualcosa che le dà più fastidio di altre? Mancanza di rispetto, Da parte di chi? in generale. Cioè, ci E la sono cosa che le stati dà più anche- soddisfazione? Ma arrivare a risolvere i problemi e a dare delle risposte ai cittadini. Quando io so che sul territorio c'è un grosso problema che tedia i cittadini da una vita, e arrivare a poter, al di là del taglio del nastro, per poter dire finalmente quel problema dopo tanti anni è stato risolto, e di problemi da risolvere ne abbiamo risolti tanti, ma ce ne sono Ultime ancora due, tanti. quando si alza al mattino si guarda allo specchio, si piace? No, io non mi guardo mai allo specchio. No, com'è? Ma si pettina, cercare di guardarsi. No, ma non mi guardo. Ah no, l'hai fatto tutto al buio, riesci a far Infatti, tutto... no, infatti ho sempre la coda perché difficilmente ho i capelli sciolti, ma mi guardo poco allo specchio. L'ultimissima vicepresidente, oggi dove è arrivato è un punto d'arrivo o un punto di partenza? Vivo la giornata. Grazie. A me piace vivere la giornata. E quindi in bocca al lupo. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Invece do appuntamento ai nostri telespettatori a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.